Oggi parliamo di bottarga di Cabras e poi fritture di carnevale. Il nostro viaggio in terra sarda inizia dalla provincia di Oristano e precisamente da Cabras, in una delle cantine storiche, tra botti antiche di rovere e il profumo intenso della vernaccia. Questa cantina c'è circa 200 anni. La vernaccia di Oristano è uno dei vini più straordinari al mondo. Nasce in condizioni molto particolari. La vernaccia invecchia in piccole botti di rovere, inizialmente erano anche di castagno, c'è una formazione di lieviti floro sulla superficie del vino che aiutano a caratterizzarlo ancora di più. La vernaccia si presta a diversi abbinamenti. Sicuramente questa invecchiata si abbina molto bene agli amaretti. Anticamente gli anziani inzuppavano l'amaretto nella vernaccia, ma la versione giovane è molto indicata e consigliata con la bottarga e con la merca. Bottarga e merca, ecco altri due prodotti tipici di questo territorio. Per capire meglio di cosa si tratta, siamo andati sulle rive dello stagno Mari Pontis. E questo è il regno del muggine e delle anguille, una potenzialità economica che sicuramente va sfruttata e va salvaguardata. Qui il muggine è il re. E queste sono le uova di muggine, pesce meglio conosciuto come cefalo, che in questo stabilimento, opportunamente lavorate, daranno vita alla bottarga. Le uova naturalmente vanno estratte dal cefalo, lavate e salate. Ogni uova, secondo la pezzatura, ha bisogno di un determinato periodo di salagione. Va lavata una per una e stesa nelle tavole. Va girata 2 volte al giorno per il primo giorno. All'indomani va messa in pressione, va di nuovo rimessa nelle tavole e inizia proprio il periodo della stagionatura, che è necessario per essere essiccato. Se umido naturalmente si protrae minimo 7, 8, 10 giorni in più del periodo secco. Una volta che è essiccata va di nuovo pulita, messa nel sottovuoto, pronta per essere venduta. E questa che vedete è la merca, una sorta di borsa termica che avvolge dei cefali precedentemente lessati in acqua e sale. Questo involucro di erba, chiamata merca, è un tipico piatto cabrarese avvolto in quest'erba cosiddetta ubbione, che è una pianta grassa che nasce soprattutto nelle zone lagunari dell'Oristanese. Già ai tempi degli antichi fenici portavano con sé tipo frigorifero, cioè conserva il pesce cotto e salato, e dosavano il sale in base al periodo in cui doveva essere mangiato il pesce.